Va ora in onda la rassegna stampa. Parafrasando il generale Douglas MacArthur, gli eroi, i campioni non muoiono mai, semplicemente svaniscono, aggiungerei, da questa realtà per riapparire nell'Olimpo dei grandi campioni e nella memoria collettiva di tutti noi. E allora oggi non deve essere un giorno di tristezza, ma il giorno della gratitudine e dell'onore per Nino Benvenuti, figlio d'Italia, figlio dell'Istria, che ieri se n'è andato a 87 anni. Per lui, dunque, Bill Conti, Gonna Fly Now del 1976, la colonna sonora del film Rocky. Quello è un film. Nino Benvenuti era la realtà. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 21 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online, ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin che sto sostituendo io, e noccioline, caramelle, videopillole e molti altri contributi interessanti. A quali coordinate incrociamo? 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, il telefono 0292947222, ma oggi abbiamo l'Italia da fare con il sottosegretario Alessandro Morelli, quindi vi suggerisco caldamente di utilizzare la zappa. Io leggerò ovviamente i vostri WhatsApp come sempre. Voglio salutare il nostro pastore di onde, il grande Francesco, che mi permette di proiettarmi alle vostre orecchie e ai vostri occhi.
E permettetemi allora di iniziare in maniera diversa stamattina la rassegna stampa, perché prima di andare a vedere le agenzie, prima di buttarci nelle brutture della realtà di questi giorni, prima di parlare di omicidi, di drammi e di disperazioni varie, torniamo per un momento a raccontare questo grande campione che appunto se n'è andato ieri, Nino Benvenuti. Siamo qua su Repubblica. Sul ring la trilogia di pugni con Griffith diventa una favola mondiale. Nino vince, perde, rivince. Il secondo incontro, quello dove sono stato sconfitto, è stato il più drammatico della mia vita. Al secondo round mi ha rotto una costola, mi fossi fermato sarei caduto subito a terra dal dolore. Invece ho resistito perché da testardo volevo arrivare fino alla fine. A vedere la terza sfida nel 68 davanti alla TV c'è anche Eugenio Montale, che però tifa per l'americano. La Paramount offre $100.000 a Benvenuti per dare il nome a una catena di ristoranti che si chiameranno Ninos. La rivista Life gli dedica la copertina, ma a Nino importa il fattore umano. Tra lui ed Emile Griffith nasce un rapporto. Griffith sarà padrino di Cresima, di suo figlio. Ci ha sempre chiamato per sapere come cresceva il ragazzo, il suo affetto non c'è mai mancato. C'è ancora chi mi chiede: ma come, vuoi bene a uno che ti picchiava? Io rispondo che non puoi non diventare amico di un pugile con cui hai diviso la bellezza di 45 round. E quando Griffith a New York, in un agguato notturno, viene pestato con delle mazze da baseball per la sua omosessualità, Nino si infuria e vuol prendere il primo volo per andare a vendicarlo. Non solo, ma si darà da fare con una tournée italiana per aiutare economicamente il suo avversario, malato di Alzheimer, che campa con un sussidio di $300 al mese. Uno come lui, in grado di segnare un'epoca nei pesi medi, non è giusto sia trattato così. Io gli voglio bene. Benvenuti non guardava alle convenienze di Muhammad Ali, che lui aveva conosciuto nel 60 come Cassius Clay. Diceva che per l'Islam aveva fatto quanto Gesù per il cristianesimo. Era ai suoi funerali a Louisville. Fossi mancato non me lo sarei mai perdonato. È generoso anche col pugile Carlos Monzon, quello che l'ha distrutto 2 volte con delle botte spaventose. Anzi, che l'ha costretto alla resa, il lancio dell'asciugamano alla terza ripresa a Monte Carlo nel 71 e a terminare la carriera. Monzon è in carcere per aver ucciso la moglie. Lui corre a trovarlo in cella in Argentina. Carlos era un personaggio molto strano, non c'era possibilità di colloquio, di intesa, ma aveva molta stima di me, è stato un grande campione. Benvenuti era di destra perché diceva che non aveva rivalse da prendersi. Per lui contava il rapporto personale, il rispetto. Anche la rivalità da derby d'Italia nel 65, simil Coppi Bartali con il pugile toscano Sandro Mazzinghi, era tutta furia agonistica, mentre Nino era intelligenza tecnica e tattica, lui non l'aveva vissuta bene. Anche se aveva vinto i 2 incontri, Benvenuti aveva tentato di ricucire e smorzare le asprezze del ring e della loro diversità, ma Sandro niente, rifiutava. Si sentiva derubato da quell'avversario bello che faceva innamorare tutti, tanto che Giuliano Gemma nel 69 lo volle attore nel film western Vivi o preferibilmente morti. L'amore e gli amori, prime nozze con Giuliana Fonzari, da cui ha avuto 4 figli e con cui ha adottato una bambina tunisina. Nel 98, dopo il divorzio, il secondo matrimonio con Nadia Bertorello a celebrare le nozze Gianfranco Fini, da cui aveva avuto già una figlia. Nel 67 si erano amati e lasciati, lei era Miss Emilia, lui era sposata, era padre, scelse la famiglia. Era un'Italia bigotta, piena di moralismo. Essere un campione significava anche essere un marito esemplare, pena perdere il mio pubblico. Ero su tutti i giornali, si era scatenato l'inferno. Paolo VI annullò la mia prevista visita in Vaticano, ero un pubblico peccatore. Il mio sbaglio è stato quello di sposarmi troppo giovane. Con l'arrivo del successo io e mia moglie Giuliana ci scoprimmo diversi. A lei piaceva spendere, a me il lusso sembrava una mancanza di rispetto verso i tifosi. Litigavamo così tanto che una notte a Roma sono uscito dall'hotel, ho dormito nei giardini di Villa Glori, anche se la sera stessa dovevo salire sul ring. Il resto della storia sembra un film da commedia all'italiana. Nino convoca una conferenza stampa per annunciare che lascia la moglie, invece cambia idea e dice che resta con lei. Sono sempre stato più bravo sul ring che nella vita. Tutti i contratti, i soldi, le cose erano sotto il controllo di mia moglie. Ebbi paura, lei mi minacciava di non farmi più vedere i figli. Ma non ho scuse, ho sbagliato e basta. Nadia è incinta, parte per la Francia, partorisce.
partorisce Natalie, che Nino vede solo nel 1988, anche perché nel frattempo si è legato sentimentalmente a una diplomatica argentina. Diceva: il pugile è un bambino forte che pensa di avere il mondo sempre in pugno. Lui è stato anche capace di aprire il pugno e scoprirsi uomo. Onore a te, Nino Benvenuti. Allora, permettete, mi è sembrato giusto raccontare questa favola di sacrificio, passione, applicazione, perché un campione è questo, non è soltanto una fredda macchina che macina risultati su risultati. Si è campioni soprattutto fuori dal ring, fuori dalla pista, fuori dal campo di calcio, fuori da tutto questo. Un altro grande campione di quell'Italia degli anni 60 è Gianni Rivera. Gianni Rivera è stato certamente un grande calciatore, ma al tempo stesso, smesso col calcio, è diventato anche un grande politico e uno che si è applicato per fare politica, per rendersi utile alla società. Per cui, se permettete, abbiamo sul nostro personalissimo cartellino dei nomi da onorare e da rispettare per il contributo che danno e da additare ai ragazzi come esempio. Va bene, partiamo adesso con la rassegna stampa, diamo un'occhiata allora alle agenzie. L'ANSA, Medio Oriente, fonte dell'intelligence USA, Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari dell'Iran. Se fosse confermato l'attacco sarebbe una rottura con Donald Trump, che sta cercando di raggiungere un accordo con Teheran. O probabilmente quelli sono pronti per avere la bomba. Il delitto di Garlasco, esempio, non va dai PM, una sua impronta vicina a Chiara. Ancora l'Ucraina, Trump prende tempo, come nuove sanzioni a Putin, e vediamo come si comporta. L'addio a Nino Benvenuti, re del ring e leggenda dello sport. E poi ancora Prevost e la profezia della suora, Dio ti farà una sorpresa. Mai pensavo di essere eletto. Il Papa poi si è inginocchiato sulla tomba di San Paolo perché è andato a San Paolo fuori le mura. L'indagine in Europa, i nuovi rischi degli adolescenti, farmaci e azzardo online, meno alcol e sigarette, ma le ragazze sono più esposte. Andiamo a dare un'occhiatina anche alla BBC, che peraltro stamattina non vede bene gli sforzi della Meloni per eventuali colloqui di pace sull'Ucraina in Vaticano. La BBC apre con Gaza: gli aiuti per Gaza ancora devono raggiungere i civili, secondo quanto dice l'ONU, e tutto questo mentre aumenta la pressione internazionale su Israele. Israele si è accordato domenica per permettere che una quantità minima di cibo potesse entrare a Gaza, dove gli esperti mondiali hanno messo in guardia sulla possibilità dell'esplosione di una carestia. Di spalla la vedete qua, l'italiana Meloni è pronta a dare una mano se il Vaticano si accorda, se il Vaticano consente al piano di mediazione di Trump in tema di guerra in Ucraina. Per adesso la Santa Sede dice che l'idea anche solo di ospitare questi colloqui è più una speranza che un piano concreto, per cui in Vaticano per adesso frenano. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di stamattina. Che ora è? Le 7:42:05, direi che stiamo marciando in orario. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, eccoci qua, pace giusta per Kiev, il fatto, Unione Europea e Londra varano nuove sanzioni contro la Russia, gli USA guardano al Vaticano, telefonata tra Leone XIV e Meloni sui prossimi passi da compiere, il pontefice conferma la disponibilità a ospitare i colloqui, il cardinale Nemeth, dialogo con Mosca necessario, l'intervista a Tajani, da Mosca ancora poco, la Santa Sede potrà avere un ruolo chiave. Fotonotizie a centropagina, si parla di migranti, l'odissea di chi cerca un futuro, la Corte Suprema dà il via libera a Trump per le espulsioni dei profughi venezuelani, le vite in bilico di chi cerca l'asilo bloccate a Calais, quindi qua si parla appunto di chi aspetta a Calais di passare in Inghilterra. Dall'altro lato, autorimpatri, i primi 64 lasciano gli USA, ne scrive Lucia Capuzzi. L'analisi, la remigrazione, il paradosso dei sovranisti in cerca di lavoratori. Corriere della Sera, mitico Corrierone, l'apertura è sempre sulla guerra, tregua, Putin resiste a Trump, lo zar rilancia sulle condizioni, il presidente USA
Intesa con Kiev o ci sfiliamo? L'Europa, nuovo pacchetto di sanzioni. La Meloni sente il Papa, il Vaticano disponibile per i negoziati, Londra inorriditi per Gaza. E poi Garlasco il caso, lui non si fa interrogare, Garlasco il PM un'impronta di esempio vicino a Chiara. Intervista a Crosetto, vicini a Israele, ma Netanyahu si deve fermare. Fotonotizie a centropagina, i pugni, i sorrisi, la leggenda di Nino Benvenuti. Il campione aveva 87 anni, sport in lutto. Il Fatto Quotidiano, sterminio a Gaza, 17 paesi anti-Israele, ma Italia e Germania si dissociano. Trump molla Netanyahu e si sveglia perfino la UE. USA versus Europa su Kiev, nuove sanzioni a Mosca, così Putin non parla più. Lucio Caracciolo, una chance dal Papa, Donald bada d'altro, anche gli europei sono disinteressati alla pace in Ucraina, specie il galletto che sta a Parigi. Il Giornale, clamoroso a Garlasco, giustizia vergogna, dopo 18 anni un'impronta accanto al corpo di Chiara attribuita a Sempio. Lui non va in procura, guerra tra PM e investigatori, l'ombra dell'errore giudiziario. Scomparso, eccolo qua in fotografia, scomparso a 87 anni, l'ultimo pugno del più grande, addio benvenuti dall'Istria all'oro. Il trionfo olimpico a Roma, figlio della tragedia dell'Esodo. Un abbraccio a tutti voi, figli italiani dell'Istria e dell'Istria italiana. Il conflitto in Ucraina, Kiev, Meloni sente il Papa, disponibile ai negoziati, paesi sicuri decidano gli stati, migranti da Bruxelles, ok al modello Italia. Il tempo invece apre proseguendo con la sua inchiesta sull'Islam, dal velo alla fatua, l'imam fa lezione ai nostri bambini, il caso di Sesto San Giovanni, gli alunni visitano la moschea, il predicatore sostituisce i maestri, Sardone, inaccettabile indottrinamento, il nodo regionale, terzo mandato, tregua Fratelli d'Italia Lega, ma arriva il nodo italiani, 10 anni sono già troppi. La sinistra delle chiacchiere, dall'Emilia alla Puglia, Elli predica sulla sanità, ma le regioni rosse sono un disastro. Conflitto in Ucraina, Meloni telefona al Papa, arriva l'ok del Vaticano ad ospitare colloqui di pace. E poi delitto di Garlasco, la svolta, un'impronta di esempio vicino al corpo di Chiara, i carabinieri e del killer. Audio della gemella K, arriverà il giorno in cui parlerò e allora vorrò essere pagata milioni. E poi il voto finale alla Camera, il DL cittadinanza e legge, stretta su Passaportopoli, era ora e cittadinanze facili. Fotonotizie, centropagina, c'è Robert De Niro nei panni di taxi driver, il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, i taxi romani e le ferie d'agosto, in vacanza forzate anche i nuovi. E De Niro vestito da taxi driver coi capelli alla moicana poi dice che uno sbrocca. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, vertice sull'Ucraina, Meloni sente il Papa, la Santa Sede, pronti al summit, Trump senza intesa mi ritiro, Gaza, la UE, rivedere gli accordi con Israele, no di Italia e Germania. Garlasco, l'impronta di Sempio, la perizia della procura, c'è la traccia della sua mano vicino al corpo di Chiara. L'indagato non si presenta all'interrogatorio. Ancora, benvenuti, il divo del ring che conquistò l'America. Burioni, grave astenersi sul piano pandemico. In Audi il mio aiuto alle neomamme che si sentono sole. La Stampa, pace in Ucraina, il piano di Meloni, la premier Trump, collegio di saggi per gestire la trattativa e sente il Papa sui colloqui in Vaticano. L'UE, nuove sanzioni contro Mosca ancora più severe, il presidente USA, cattiva idea, Putin, pronti a incontrare Kiev. Delitto Poggi, lui non si presenta all'interrogatorio in procura, la legale sfida i PM, guerra dura senza paura, l'impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara. Guerra dura senza paura. Manca solo che gli dice salve salve Lox. Vabbè. E torniamo seri, dai. Fotonotizie a centropagina, Gaza, il calvario dei bambini, allarme ONU, senza aiuti in 2 giorni rischiano di morirne 14.000, 17 paesi europei contro Israele. La verità parla invece di guerra, ecco l'esercito UE, 5.000 uomini, wow! La Callas sfida il ridicolo e annuncia la forza di intervento rapido. In piene trattative per una tregua, Bruxelles vara il 17° pacchetto di misure contro Mosca.
come se gli altri 16 avessero funzionato. Ira di Trump per il boicottaggio, il Times, Meloni follemente amata, Sassoon, i volenterosi fanno marketing, non politica. Prevost ha riconquistato gli ortodossi, Vaticano sede giusta anche per russi e ucraini. Fotonotizia a centropagina, eccolo qua, l'uomo del ma anche, a Veltroni 1.200.000 euro per un film che ne ha incassati la metà. Dubbi pure a sinistra. Champagne! In Spagna sequestrano i conti correnti, maxi sanatoria per 470.000 immigrati. Nel paese distopico del socialista Sanchez per prelevare occorre l'ok del fisco. E con la disoccupazione galoppante ogni straniero presente al 31 dicembre diventa regolare. Straordinario, veramente straordinario. Impronta di Sempio vicino al cadavere di Chiara, ne scrive la brava Mirella Molinaro, che è stata nostra ospite lunedì a Zoom. Garlasco, ignorata per quasi 18 anni. L'indagato non va dai PM, guerra dura, senza paura. Nino è il nostro Cassius Clay che teneva gli italiani svegli fino all'alba a suon di pugni. Libero, colpo di scena Garlasco, la mano fantasma. Il caso dell'impronta sul luogo del delitto dichiara Poggi, i periti e Di Sempio, gli inquirenti l'avevano ignorata, ma per i carabinieri era la firma dell'assassino. Scusate, ieri io vi ho letto, potete vedere la registrazione, la notizia appunto su questa impronta, e però Iris, riferisce l'ADN Kronos, quindi non mi sto inventando niente, al tempo avevano giudicato questa impronta inutile. Non aggiungo altro. La leggenda della box muore a 87 anni, benvenuti in paradiso, gran titolo questo su Nino Benvenuti, gran titolo davvero. Stangata sui pacchetti cinesi, occhio, arriva l'Eurotassa, Ursula, ci servono risorse. I paesi sicuri, apertura dell'UE sui rimpatri, la Premier ponte tra USA ed Europa, negoziati di pace in Vaticano, Meloni ottiene il sì del Papa. Al congresso CGIL, la russa, un bastardo. Delicatezze per gli ospiti e anche per gli assenti, vedo. Andiamo a vedere Italia Oggi, eccoci qua, Italia Oggi di stamattina, il fisco punta forte sull'intelligenza artificiale. Il vice ministro Leo, l'intelligenza artificiale utilizzerà i dati dell'anagrafe tributaria per le dichiarazioni dei redditi, le rate delle cartelle, avvisi bonari e accertamenti. Ne scrive Cristina Bartelli a pagina 28. Bruxelles pensa a una tassa di 2 euro su ogni pacchetto in arrivo dalla Cina, Rizzi a pagina 32. Con 635 eventi congressi l'Italia è seconda solo agli USA, Livi pagina 18. Semplificazione addio, la detassazione dei redditi da lavoro dipendente crea una pioggia di adempimenti e verifiche defatiganti per i datori di lavoro, Giuliano Mandolesi a pagina 32. Il ritorno del professor Curini su Italia Oggi, eccolo qua, Luigi Curini, pagina 2. Uccidere Trump o Musk non è un reato per una certa sinistra americana, lo accerta uno studio. Beh, d'altronde, in questo paese abbiamo visto gente che andava su X e scriveva alla Meloni che gli avrebbe ammazzato la figlia nel momento in cui lei avesse tolto il reddito di cittadinanza, o quell'altro fenomeno che scrisse che avevano sparato al Mattarella sbagliato e finì pure lui davanti al giudice. Il bello è che questi qui, quando poi arrivano davanti al giudice, strisciano sempre per terra: ma no, signor Presidente, era un momento di rabbia. E poi finisce così. Diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi. Klarna, il gigante fintech svedese, ha annunciato pochi mesi fa di aver creato un chatbot capace di sostituire il lavoro di 700 impiegati, che infatti sono stati licenziati. Ma qualcosa non ha funzionato, perché Klarna ora sta riassumendo personale per sostituire l'intelligenza artificiale che evidentemente ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti. E non è l'unica azienda ad aver già affossato il mito dell'intelligenza artificiale. Un rapporto di Standard & Poor's Global Market Intelligence di 2 mesi fa prevede che nel 2025 il 42% delle aziende abbandonerà gran parte delle proprie iniziative basate sull'intelligenza artificiale. Un altro rapporto, questa volta di McKinsey & Company, calcola che solo il 47% delle aziende riporta progetti di intelligenza artificiale redditizi, mentre un terzo circa pareggia i costi, il 14% invece registra
i rendimenti negativi. Insomma, la fase d'euforia per una tecnologia che dovrebbe rivoluzionare il nostro mondo sembra già al tramonto. Beh, serve solo per fare quelle immagini bruttissime e fuori contesto che si mettono nei post strappalacrime generalmente. Per quella roba lì ormai la usano. Allora andiamo a vedere un pochettino i giornali. Vi abbiamo quindi già parlato del buon benvenuti. Quali sono? Oggi niente quotidiani locali perché non ci stiamo con i tempi. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Quali sono quindi i temi odierni? L'Ucraina, la telefonata di Trump con Putin, la Meloni che interviene con il Papa per ospitare un'eventuale conferenza di pace o comunque dialogo di pace in merito alla guerra, l'islamizzazione e i migranti e poi Garlasco e il terzo mandato. Continua la polemica perché c'è un'intervista a Fugatti su Repubblica e il giro di vite sulla cittadinanza. Facciamo una cosa, diamo intanto un'occhiata alla questione ucraina e poi passiamo a parlare di terzo mandato con Fugatti e poi vedremo l'Islam se siamo tutti d'accordo. Voi continuate a scriverci. Allora, intanto su Avvenire, pagina 11, eccolo qua. No, questo è il caporalato, ve lo dico dopo. Dov'è che l'ho segnato? Eccolo qui, pagina 4, scusate. Tajani dice la sua, Putin non apre ancora il negoziato, la Santa Sede può avere un ruolo fondamentale. Il tema è appunto questo. Può servire una mediazione in Vaticano? La Meloni ieri ha telefonato al Papa e il Papa ha espresso la propria disponibilità. Cosa dice il nostro ministro degli esteri? Noi chiediamo che si inizi innanzitutto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, poi la tregua e dunque la pace, anche garantendo una zona cuscinetto sotto l'egida dell'ONU, che certamente avrebbe anche il contributo dell'Italia. Al contempo bisogna garantire la sicurezza dell'Europa dall'Ucraina al Portogallo attraverso un'azione congiunta con gli Stati Uniti. Noi dobbiamo fare di più per la nostra difesa. Significa che l'Europa dovrà fare di più per la sua stessa sicurezza, ma non significa banalmente comprare più cannoni e carri armati. Il Fatto Quotidiano però riferisce che ne abbiamo ordinati 1000 di carri armati nuovi alla Germania. Avendo chiaro, lo ripeto, che la nostra sicurezza richiede sempre e comunque un'azione sinergica con gli USA. La disponibilità della Santa Sede a ospitare colloqui tra Ucraina e Russia può aiutare? Risponde Tajani, la valuto come un'opportunità per tutti. Il Vaticano può avere un ruolo fondamentale. Il discorso di Leone XIV sulla pace è largo, profetico, va oltre gli interessi politici ed economici che segnano queste fasi negoziali. È un appello alla pace universale, a una dimensione diversa dello stare insieme tra i popoli. Parliamo dunque di un'ipotesi affascinante, certo, ma soprattutto credibile e realmente facilitatrice. Certo non sarebbe il luogo la Santa Sede in cui esibirsi in traccheggiamenti e tatticismi, non crede? Ma infatti bisogna che il tempo del negoziato sia maturo. Russi e ucraini sono cristiani, questa è una guerra tra cristiani. Se si parleranno nella Santa Sede non sarà certo per lasciare le cose così come sono adesso. Il Vaticano non è un albergo, per essere più chiari. In uno scenario del genere Roma diventerebbe di nuovo crocevia dei colloqui tra i potenti della terra, come avvenuto al tempo della successione tra i due pontefici. Penso ritroverebbe vigore l'idea di Roma capitale della pace, riferimento per uscire dai conflitti di questo tempo. L'opportunità è importante. Roma ha già ospitato i colloqui USA-Iran con mediazione dell'Oman. A luglio ospiterà il grande evento per la ricostruzione dell'Ucraina. A Roma abbiamo la sede FAO con cui coordiniamo gli aiuti alimentari a Gaza. Tuttavia il ruolo internazionale dell'Italia è sempre sotto giudizio. A Tirana venerdì scorso ci sono stati nuovi dissidi con la Francia di Macron. Non è una bella immagine che si dà come paesi europei. Possono esserci incomprensioni e protagonismi, ma mi pare che ora si guardi avanti.
non coinvolgere l'Italia è sempre un errore. Un'eventuale pace, viene chiesto a Tajani, porterebbe anche a una riabilitazione internazionale di Putin? Risposta: una domanda a cui non si può rispondere in una fase in cui non abbiamo nemmeno un cessate il fuoco. Abbiamo interesse per la pace perché dove passano le armi non passano le merci e viceversa. Infine, ministro, l'UE per pressare Putin lo sanziona. Anche se si tratta di scenari completamente diversi, non crede che Netanyahu debba ricevere una pressione politica molto maggiore per quanto sta accadendo di tragico e letale a Gaza? Molto maggiore non si dice in italiano. Risposta di Tajani: stiamo pressando ogni giorno senza alcuna ambiguità e continueremo a farlo. Poi, se ci viene chiesto di assumere posizioni velleitarie, lo dico, da ministro faccio ciò che serve a fermare le morti innocenti, non mi limito a dire cose che non cambiano nulla. È amaro dirlo, ma è così. Anch'io sono per riconoscere la Palestina, ma se la riconosco da solo come Italia non cambia nulla. Si devono riconoscere Israele e Palestina reciprocamente, al culmine di un processo negoziale e politico. I passi concreti da chiedere sono che Hamas liberi gli ostaggi e lasci Gaza e che Israele interrompa le azioni militari che stanno portando morte e distruzione. E tutto questo deve accadere senza alcuna concessione a un nuovo antisemitismo. Che la cosa non sarebbe nemmeno sbagliata se proprio lo dobbiamo dire tutto, se proprio la dobbiamo dire tutta. Allora, andiamo a vedere dove l'ho segnato qui. Andiamo a vedere questa storia della trattativa, perché Tajani accennava al fatto, dice vabbè, ma si tratta di due nazioni cristiane che comunque vanno a trattare in Vaticano, in casa del Papa. In effetti questo può essere. Sono le 8 però, ci fermiamo un momento. Alberto Camerini, il Rock and Roll Robot del 1981 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già
Alberto Camerini era stato buon profeta nel 1981, visto che su YouTube, se fate un giro, trovate di tutto, canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale e tutto quanto. Ma quell'Arlecchino elettronico ci fa tanta nostalgia. Le 8, 4 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, chiudiamo la questione dei potenziali colloqui sull'Ucraina in Vaticano. Vi voglio leggere due cose. La prima, questo è il filo di nota, l'editoriale di Franco Adriano stamattina su Italia Oggi, e lui dice meglio in Vaticano che ad Ankara. Perché? Perché dice il buon Franco Adriano che Vaticano e Italia non sono la Turchia islamica di Recep Erdogan, dove i tentativi di mediazione sono già falliti 2 volte. Per una ragione molto semplice. Le delegazioni contendenti a Roma non verrebbero lasciate sole a discutere di territori conquistati, ma si chiederebbe loro conto di appartenere alla stessa storia e alla stessa cultura, di essere parte integrante dell'unico popolo cristiano. Si può imporre la pace a due popoli fratelli, eppure nemici in quanto legati a tragedie come quella dell'Holodomor o ad accuse storicamente fondate come quella di aver accolto i nazisti come liberatori ed essersi uniti a loro contro i russi? Gesù Cristo, cui si rifanno sia Putin che Zelensky, l'ha comandato, anzi, è il principio che ha lasciato come suo testamento, condizione senza la quale non ci si può proprio chiamare cristiani. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Curioso, l'amore come un comandamento e non come istinto, sentimento o buona intenzione. E soprattutto nuovo, in quanto fuori dal mondo, in quanto quasi improponibile in questo mondo. In Vaticano ciò verrebbe senz'altro ricordato. Se toccherebbe i cuori induriti, non possiamo saperlo. Io credo che non toccherebbe i cuori di Putin, perché nel nazionalismo russo c'è l'idea di Mosca come la quarta Roma, quella dove si avrebbe il compimento della missione cristiana sulla terra. Quindi poi tra l'altro vorrei ricordare che ogni qualvolta in cui la diocesi cattolica di Mosca prova a organizzare un qualsiasi evento, puntualmente gli ortodossi strillano accusando i cattolici di fare proselitismo. Quindi, come vedete, la situazione è un po' più complessa, come avrebbe detto Andreotti. E c'è qualcuno che dice fate quello che volete, ma pure che vanno in Vaticano la situazione non si risolve. Chi è? È la BBC, l'analisi della collega Sara Rainsford che scrive da Roma, e lei dice questo: Papa Leone ha detto la scorsa settimana che il Vaticano è sempre pronto a riunire i nemici e che farà qualsiasi possibile sforzo per far prevalere la pace. Ma la Santa Sede dice che l'idea di ospitare o anche solo mediare nei colloqui che Trump ha suggerito come opzione è più una speranza per adesso che un piano concreto. Se continua questo contatto diretto, l'Ucraina mostra di essere aperta alla possibilità di avere il Vaticano come luogo di mediazione. Volodymyr Zelensky ha postato su X martedì che aveva parlato a Giorgia Meloni e le aveva detto, insomma, di possibili piattaforme per colloquiare con i russi. Il primo ministro italiano ha avuto come sempre delle idee fighe, anche se diciamo così Zelensky ha indicato anche la Turchia e la Svizzera come luoghi alternativi di mediazione. Il Cremlino, a dirla tutta, preferirebbe restare in Turchia. Il Cremlino parla di un processo chiamato Istanbul Plus, il che vuol dire che qualunque altro colloquio non è altro che un seguito dell'accordo che è stato discusso inizialmente in Turchia poco dopo l'invasione su larga scala nel 22. Quei termini, che includono anche una drastica riduzione dell'esercito ucraino, rappresenterebbero adesso la capitolazione per Kiev. Ma la Russia ha aggiunto anche un'altra cosa. La parte plus dei colloqui implica il riconoscimento dell'annessione di 4 regioni parzialmente occupate dall'Ucraina insieme alla Crimea.
Il luogo in cui si dovrebbero tenere questi discorsi importa poco al Cremlino. Tutto quello che vuole è che la discussione sia nei termini imposti da Vladimir Putin. Per dirla, diciamo così, in maniera abbastanza cruda, la possibilità di un qualunque significativo passo avanti sembra molto ridotta. Ma il Vaticano potrebbe aggiungere un'autorità morale extra nella spinta a raggiungere un qualsiasi tipo di compromesso? La Chiesa Cattolica ha una storia di aiuto alla mediazione dei conflitti ed è già stata coinvolta nei colloqui per liberare i prigionieri e restituire i bambini ucraini rapiti dai russi. Il suo input reale, la sua forza reale non è chiara, anche perché questo ruolo di mediazione è stato svolto anche da altre realtà. Dall'altro lato il Vaticano, specialmente qualunque coinvolgimento del nuovo Papa, darebbe un tono nettamente diverso a quello che sta accadendo. Lo stile calmo di Papa Leone non potrebbe essere più lontano da quello dei post al vetriolo di Donald Trump sui social e la sua sceneggiata pubblica molto brutale con Zelensky nell'ufficio ovale. E naturalmente lo scenario, l'ambientazione vaticana sembra aver già avuto effetto e ha operato miracoli sulla relazione tra i due uomini. È stato infatti al funerale di Papa Francesco che i due si sono messi a colloquiare testa contro testa dentro la Basilica di San Pietro. Il Vaticano si vanta e loda la propria diplomazia. Ecco perché quando gli altri hanno tagliato i legami con Mosca dopo che ha cominciato a bombardare l'Ucraina, la Chiesa Cattolica ha inviato un cardinale come mediatore per parlare col Cremlino, ma non ha cavato un ragno dal buco. Ve lo diciamo noi gratis chi è quel mediatore. Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, uomo di Sant'Egidio, non dimentichiamo anche questo, la diplomazia parallela vaticana. Papa Francesco, come Donald Trump, ha sempre evitato di identificare apertamente la Russia come l'aggressore. Le fonti vaticane dicono che lo faceva per tenere aperta la possibilità del dialogo, anche quando sembrava senza speranze. Ma Francesco ha fatto incazzare gli ucraini molto di più, suggerendo che la Russia era stata provocata dalla NATO a compiere questa invasione. Poi aveva anche detto che sarebbe stato più saggio per Kiev alzare la bandiera bianca e arrendersi. Per Kiev, Papa Leone potrebbe essere un potenziale e preferibile mediatore di pace. Lui è, diciamo così, sulla strada. Lui è, diciamo, simile, sta svolgendo il suo ruolo di vescovo nel denunciare l'invasione russa come guerra imperialistica e condannando i crimini contro l'umanità che vengono commessi dalle truppe di Putin. Questo molto probabilmente, diciamo così, non è difficile ipotizzare che questo darà fastidio al Cremlino se il Vaticano eventualmente ospiterà i colloqui. Putin può spiegare la sua posizione al Papa dal momento che ritiene sia giusta. Dal suo punto di vista è l'Ucraina che non è seria per quanto riguarda i colloqui di pace, ha suggerito Tatiana Stanovaia del Carnegie Russia Eurasia Center. Non crederò nemmeno per un secondo che il Papa possa cambiare o modificare la comprensione di Putin o il suo punto di vista in qualsiasi modo. E in questo momento la Russia non subisce, diciamo così, una pressione così forte da permettere, diciamo, da costringerla a fare delle concessioni. Tutte le parole, tutto il blaterale di Trump di punire Putin per la sua intransigenza non è diventato altro che parlare di colloqui commerciali con la Russia, offrendo incentivi e non minacciando delle sanzioni. È vero però che Mosca vuole molto di più. Vogliono che Zelensky sia rimosso dalla carica di presidente e che gli Stati Uniti e l'Unione Europea fermino l'aiuto militare, ma su questo gli Stati Uniti sono stati dal lato dell'Ucraina dal punto di vista russo, dice sempre la Stanovaia. Per cui la Russia è preparata a un gioco di lungo respiro, il che non implica e non prevede dei compromessi.
se il Papa potesse aiutare ad aumentare la pressione sull'Ucraina, a Putin la cosa non farebbe che piacere. Questo sembra essere il vero problema, ed è un problema, diciamo così, molto più profondo sul posto in cui invece le due delegazioni si sederanno a mangiare qualcosa o degli antipasti prima di un nuovo ipotetico round di colloqui sull'Ucraina. Quindi gli inglesi, come vedete, la BBC boccia decisamente l'idea di poter arrivare a un accordo in quel della, come si dice, in quel del Vaticano. Chiudiamo questa parte e andiamo a parlarvi del terzo mandato. Secondo voi comunque una mediazione vaticana potrebbe portare a una pace tra i due paesi? O potrebbe essere il Vaticano il luogo giusto per smussare delle differenze? Scrivetecelo 340 670 9659. Andiamo a pagina 23 di Repubblica. Ora scendiamo a cose un po' più terrene, alle 8:15. Ecco qua, è stato intervistato Fugatti, eccolo qui, perché si parla ancora di terzo mandato. Lorenzo De Cicco sente Mauro Fugatti, appunto presidente leghista della provincia autonoma di Trento da novembre del 18, dal 21 al 24 presidente della regione Trentino Alto Adige. Cosa dice Fugatti? È una lesione della nostra libertà e noi questa libertà la vogliamo difendere. In particolare dice che l'impugnativa del governo contro la legge provinciale che allunga i mandati del presidente da 2 a 3 è una ferita alla nostra autonomia. Quando l'abbiamo approvata non ci aspettavamo che l'esecutivo s'opponesse. Ora ci difenderemo in tutti i modi in Corte Costituzionale. Presidente Fugatti, perché non ve l'aspettavate? La posizione di Fratelli d'Italia è nota da tempo. Andiamo un po' giù, se no non riesco a leggerlo. Ogni tanto lo zoom di questa cosa non funziona come dovrebbe. Quando abbiamo fatto la legge pensavamo che sarebbe stata rispettata la nostra autonomia. Ci sono prerogative statutarie della provincia autonoma di Trento che non si possono ignorare. Anche la Corte Costituzionale, bocciando il terzo mandato in Campania, ha chiarito che quell'intervento non riguardava le regioni a statuto speciale, come noi, come il Friuli Venezia Giulia. Ecco perché l'impugnativa non ci fa bene. E no, non ci aspettavamo questa mossa, almeno all'inizio. Poi, ovviamente, strada facendo, negli ultimi giorni avevamo capito che aria tirasse. Facciamo una cosa, mi scarico questa pagina perché se no non riesco a leggervela come vorrei. Ecco qua, ora dovrebbe aprirla. Sì, Gesù ti ringrazio, viva la tecnologia. Continuiamo qui che così almeno ve la posso leggere. Povero Fugatti che naturalmente si sente colpito per quanto riguarda i suoi diritti di presidente della provincia autonoma di Trento. Ecco che si carica col suo tempo perché è un po' vecchierello l'apparecchio, però ce la faremo. Vabbè, noi continuiamo, mentre si carica, continuiamo di qua. Gli esponenti di Fratelli d'Italia l'avevano detto chiaro, ma è noto a tutti che la Costituzione non pone un limite di mandati per le regioni. Visto che il nodo ora è diventato tutto politico, è importante che venga affrontato da una legge nazionale. Pare anche che ci sia la volontà di discuterne dalle ultime dichiarazioni che leggo. Sono 2 anni che la Lega pone il tema e che Fratelli d'Italia dice va affrontato semmai con una legge nazionale. Non temete sia un bluff? Io dico che il tema è politico e che è bene che lo affrontino i leader nazionali. Noto con interesse che forse si sta riaprendo il discorso. Certo avrei preferito che si riaprisse senza un ricorso, perché ogni volta che il governo impugna una legge regionale viene vista dal territorio come una lesione della nostra libertà e autonomia. Inutile negarlo, l'impugnativa ci pesa. Meloni vedrà domani il suo collega friulano Fedriga. Lei ci parlerà? Fedriga discute con la Premier anche per via del suo ruolo a capo della conferenza delle regioni. Io ho un ottimo rapporto con Salvini, un rapporto istituzionale con Meloni, ma non ho affrontato con lei questo argomento.
La Lega dovrebbe essere ascoltata di più al governo? Io faccio il presidente della provincia di Trento, conosco i miei confini. Se la partita è locale combatto, però la questione va risolta a livello nazionale. E il Trentino allora che farà? Siamo abituati a lottare, ci difenderemo in Corte Costituzionale fino in fondo. Quindi, ecco, mentre a Fedriga e a Fugatti fanno i chiodi col terzo mandato, c'è un partito che aveva fatto del non oltre 2 mandati, altrimenti io qua, io là, spacco là. Ecco, ha rinunciato anche a questo. Sentite un po', sempre su Repubblica, 5 Stelle, addio al limite delle 2 legislature, tornano in pista gli ex. Ole! Per i 5 Stelle è una piccola, anzi grande rivoluzione, potenzialmente torneranno in Parlamento tutti quelli della vecchia guardia per un terzo mandato. Le nuove regole per il superamento del limite del doppio mandato presentate ieri da Giuseppe Conte al Consiglio nazionale del partito non sono un liberi tutti, ma recepiscono quanto aveva deciso la base dall'Assemblea Costituente dello scorso novembre. Nei prossimi giorni, ultimo atto, verranno votate sul loro sito. Dallo stop and go, cioè se sei stato fermo una legislatura puoi ricominciare, alle deroghe concesse dal Presidente e votate dagli iscritti, fino alla diversificazione del livello istituzionale. Dopo 2 mandati in Parlamento, ad esempio, puoi tentare la Regione. Roberto Fico, per dire, potrà candidarsi presidente del centro-sinistra in Campania. Meraviglioso, meraviglioso. Si nasce incendiari e si muore pompieri. A questo punto vedete qua in fotografia Luca Zaia insieme con Matteo Salvini, perché le regioni scrivono al governo sul terzo mandato e scrivono trattiamo. L'iniziativa partita dai governatori leghisti, accolta anche dai Dem, Fratelli d'Italia apre una generica discussione e Salvini incassa. I governatori del nord si sono attrezzati. Domenica sera, a cena alla Scuola Grande di San Rocco, innaffiata dai migliori vini veneziani, hanno iniziato a sondare i colleghi del resto dello stivale, approvati in Laguna per il Festival delle Regioni. Trasferitisi a Palazzo Balbi, sede della Giunta Veneta, in una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni, hanno limato un testo che chiede a Palazzo Chigi di riaprire il dibattito sui limiti ai mandati dei presidenti. Testo un po' di compromessa alla fine per far sì che venisse votato anche dai governatori di centrosinistra presenti, dal toscano Gianni al pugliese Emiliano, e naturalmente col sigillo del campano Vincenzo De Luca. Il documento, visionato da Repubblica, chiede un doveroso approfondimento sulla disciplina, sui limiti per gli organi di vertice degli enti territoriali. Una revisione, si legge ancora, improntata a criteri di equilibrio e responsabilità che potrebbe favorire una maggiore continuità amministrativa e la valorizzazione delle esperienze di governo maturate, rispettando la volontà del corpo elettorale. Con questa carta in tasca, domani il presidente del Friuli Venezia Giulia, Max Fedriga, vedrà Meloni a Palazzo Chigi. La Premier avrebbe dovuto essere a Venezia, ma un'influenza l'ha trattenuta a Roma. Non siamo fatti di ferro, la difende il governatore alla vigilia del rendezvous. Anche lei è umana e s'ammala. Si fa quasi conciliante il friulano, sperando che il governo non tratti la sua regione a statuto speciale come il Trentino, che ieri l'altro si è visto impugnare la legge che avrebbe consentito al presidente Maurizio Fugatti un terzo giro da governatore. Più tranchant il veneto Luca Zaia. L'impugnativa del governo? Temeraria, il problema è nazionale. Anche il lombardo Attilio Fontana chiede chiarimenti all'esecutivo, perché l'autonomia delle regioni è un principio non derogabile. Tutta la maggioranza, 24 ore dopo il patatrac in CDM con Salvini che ha messo a verbale la contrarietà degli ex lombardi all'impugnativa, lavora comunicativamente per calmare le acque. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è sicuro che la questione in generale sarà riconsiderata. Lollobrigida sostiene che l'incidente non intacca la coesione del governo. Ci sarebbe pure amplissima disponibilità a discutere, anche perché i tempi, ricordano altri esponenti di Fratelli d'Italia, sarebbero lunghi. Bisogna aspettare che la pronuncia della consulta sul Trentino. Per la Campania ci sono voluti mesi. Nel merito le divergenze restano tutte. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha cambiato idea. 2 mandati sono abbastanza.
In questo clima l'opposizione ha gioco facile a incunearsi nelle contraddizioni a destra. Per la leader del PD, Elly Schlein, il governo si spacca sulle poltrone. Per il renziano Enrico Borghi, Meloni utilizza il terzo mandato per ridimensionare la Lega. Federica e Zaia, a festival finito, ci scherzano su. Potremmo lanciare il tandem col Veneto candidato in Friuli e viceversa. Questo è quanto, per cui come si dice, il tema del terzo mandato, come vedete, continua ad agitare il governo alle 8:24. Qui abbiamo la sindachessa di Merano, che è Catarina Zeller, che ieri era, diciamo così, apparsa un po' allergica a mettersi la fascia del tricolore. Oggi dice a Repubblica che la fascia è un agguato di destra. Perché è un agguato di destra? Non volevo mancare certo di rispetto al tricolore, rappresenta l'Italia, la mia patria. Mi sono opposta a un gesto provocatorio e patriarcale, teso a presentarmi come una bambina ingenua, obbligata a obbedire a un uomo politico esperto. Bocca mia, taci, per favore. Bocca mia, taci, tieni il freno a mano, perché sennò veramente... Gesto patriarcale, mettersi la fascia tricolore. Gesù aiutami veramente. Va bene, scusate, devo prendere un respiro profondo perché quello che mi stanno sanguinando gli occhi dopo quello che ho letto. Scusate un attimo. Totò, stai calmo che non è il caso. Bene. Andiamo a parlare di Islam su Il Tempo, perché mentre accadono queste cose, mentre c'è qualcuno che parla di gesto patriarcale perché le mettono la fascia tricolore da sindachessa, il patriarcato, quello vero, continua a muoversi, a saettare nel nostro paese. Eccoci qua, pagina 2 del quotidiano Il Tempo, che ora si è fatta alle 8:26, abbiamo tempo. Eccoci qua, dal velo alla fatua, alunni ancora a lezione dall'imam in moschea. A Sesto San Giovanni i bambini di 2 scuole elementari visitano il centro islamico. La leghista Sardone e il sindaco Di Stefano, inaccettabile indottrinamento. Cosa è successo? Stavolta tocca agli studenti di 2 classi dell'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank e della scuola primaria Bernardino Luini di Sesto San Giovanni, andati a lezione direttamente dall'imam. Una storia che solleva più di un interrogativo. Il principale, quello più urgente da dirimere, è comprendere se sia giusto imporre a bambini italiani di 8 o 10 anni una lezione per imparare cosa sia l'Islam, quali siano le sue origini e quali la sue peculiarità. Il video dell'incontro, tenutosi lunedì scorso alla presenza anche di 2 insegnanti, è stato pubblicato sia su Facebook che TikTok direttamente dall'imam del Centro Culturale Islamico di Sesto San Giovanni, Abdullah Cina. Troviamo francamente inaccettabile che per l'ennesima volta ci siano attività scolastiche che prevedano gite o lezioni in moschea con un formato molto simile a una specie di indottrinamento dei più piccoli, hanno affermato il vice segretario della Lega Silvia Sardone e il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano. Ci troviamo di fronte a una deriva incomprensibile. L'aspetto più grottesco dell'intera vicenda è il rumoroso silenzio della sinistra, che per decenni ha rivendicato a gran voce la volontà di difendere la laicità dello Stato, giudicato come un valore non contrattabile. Fosse stata organizzata una gita in una chiesa cattolica, non si conterebbero le interrogazioni parlamentari e le prese di posizione degli esponenti della rive gauche della politica italiana, che al contrario applaude all'Università di Fiesole, che voleva trasformare il nome del Natale in festa d'inverno, chiede che vengano nascosti crocifissi e presepi, sollecita la cancellazione dei canti natalizi nelle scuole. Assistiamo a gite in moschea a Treviso, lezioni di Corano in classe come è successo a Crema, scuole che chiudono per il Ramadan come a Pioltello, circolari che invitano a non far merenda durante il Ramadan come accaduto a Soresina, o corsi di velo islamico promossi da un istituto di Abbiategrasso, hanno aggiunto Sardone e Di Stefano. Su molti valori, a partire dai diritti delle donne o sulla poligamia, la religione islamica è spesso in contrasto con le nostre leggi. Nel video, lungo ben 36 minuti, l'imam ha parlato persino di jihad,
C'è un versetto che dice uccideteli dovunque li troverete, viene riportato anche dai media, però un altro versetto dice combattete contro coloro che vi combattono e non siate ingiusti. E i dottori della legge hanno commentato come non potete iniziare la guerra. Perciò quando si tratta di autodifendersi avete il santo diritto, come in tutte le culture e religioni. Un'alunna ha chiesto delucidazioni sul velo, una donna del centro islamico presente all'incontro ha spiegato che se una è musulmana segue anche quello che ha detto. Anche Maria portava il velo, no? Dio ci ha detto di portarlo, non lo metto perché mio marito è geloso, non lo metto perché mio padre me l'ha detto. Non serve a niente indossarlo senza convinzione. In realtà il velo non è comandato nelle varie interpretazioni dell'Islam, ci sono tutta una serie di, come si dice, ci sono tutta una serie di uscite che vengono fatte dalle scuole di interpretazione coranica ed si è diffuso a partire dagli anni 60 come strumento politico e non religioso. Poi per quanto riguarda la Madonna, lasciatela stare, capisco il rispetto dell'Islam nei confronti di Maria, ma la Madonna non si è messa come si dice, il velo perché era sottomessa a Dio. Non è questo, il cattolicesimo non è religione di sottomissione. Bene, possiamo passare ad altro. Naturalmente è interessante notare che non c'è mai un prete che intervenga in questi casi e dica ma che cazzo state facendo con i nostri figli? Mai. Questo perché abbiamo avuto un papa che accoglienza, accoglienza, accoglienza. Ora le cose cambieranno. Le 8, 30 minuti e 35 secondi. Pausa, meteo, pubblicità e poi Daniele Silvestri, Le cose in comune 1995. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Nuovi impulsi temporaleschi tengono in scacco buona parte del nostro paese. In mattinata infatti avremo tempo spiccatamente instabile specie al nord-est e lungo il medio versante adriatico, con rischio elevato di piogge temporali, più asciutto altrove. Nel pomeriggio potranno accendersi ulteriori focolai temporaleschi soprattutto sulle aree alpine e su quelle appenniniche, nonché al nord-est e sui settori centrali adriatici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di Lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi. Possiamo solo usare un prodotto importante, biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire. Più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina in offerta a 35 euro. Come? 35
5 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca e Eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto, ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate, poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certo? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi, ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello. E vai. E vai. Quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Troppo bello. Sempre elegante Daniele Silvestri alle 8:38 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono per voi. E con voi, allora, bella gente, leggiamoci un poco di zappe, va, che abbiamo
o abbiamo desiderio di sentire che cosa dite voi invece questa mattina? Vox Populi, Vox Dei. Dunque, un inchino di rispetto a un grande combattente che ha onorato l'Italia, Nino Benvenuti, sono d'accordo. Buongiorno, piano a mandare la gente in paradiso, Marco, che male t'ha fatto Benvenuti? El Vigo, gravissimo indottrinare i bambini italiani con ciò che impone l'Islam. Totò diceva, poi ancora abbiamo un altro messaggio. Totò diceva a Livella, grazie Antonino, grazie operatori in torre comando, grazie Radio Libertà, prego. Lorenzo Acomo, ciao Lorenzo, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Vero è che uno dei grandi problemi della giustizia in Italia è la lungaggine dei tempi per il processo, ma pensare che l'errore giudiziario, quando non anche il dolo giudiziario, possa essere soluzione del problema mi fa venire i brividi. Ciao Antonino, buona giornata, sono d'accordo. Ancora, la Germania colpevole di 2 guerre mondiali e orrori nei lager aveva precise sanzioni perché non si riarmasse per la sicurezza mondiale. Che fine hanno fatto quelle misure? Ancora Germania in armi e noi compriamo da loro 1000 tank Volkswagen Porsche come prima della seconda guerra mondiale. Maurizio, scusami Maurizio, in quale film l'Italia fascista ha dato le commesse alla Volkswagen? La Porsche non esisteva, la Volkswagen è nata nel 1938 e quando è che il Regno d'Italia ha dato le commesse alla Germania per costruire carri armati? No, perché a me risulta che li facesse la Fiat, le officine reggiane, robe di sto genere, i nostri carri armati, si fa per dire, l'L3, il P26, l'M26 e il P40. Ciao immenso Antonino, buongiorno a te Luca. Il problema è uno solo, ammettere l'Islam, specialmente quello tribale sul territorio italico, è una crepa nelle nostre tradizioni. Fin quando si permette e si tollera in silenzio che vi siano personaggi che inneggiano una religione che è palesemente contro la dogmatica Costituzione italica, il problema esisterà e si aggraverà di anno in anno. Questi non si vogliono integrare. Se non si porrà rimedio, lo scontro tra i due mondi sarà inevitabile. Bisogna respingere al mittente ogni pretesa di gente che vive nel passato ancorata a demenziali regole pseudodivine. Concludendo, prima li mettiamo fuori legge, prima riusciremo a riportare la cristianità sul suolo della penisola italica. Un abbraccio Antonino, ma riportare la cristianità in Italia credo proprio di no, l'Italia ormai è un paese ampiamente laicizzato. È altrettanto vero però che io non posso accettare che un imam nel fare l'indottrinamento a dei ragazzini di 12 anni che non hanno alcuno strumento per ribattere alle cose che lui dice, affermi, beh sì, è vero, c'è il versetto che dice che dobbiamo sterminarvi tutti quanti. E allora? E allora? Sei venuto qui, ti devi integrare, il versetto che dice che ci devi sterminare lo metti da parte. Se tu mi vieni a ribadire che c'è questa roba qua, puoi tornare al tuo paese. In merito all'islamizzazione che sta crescendo, i genitori dei ragazzi della scuola di Pioltello, quelli delle visite alle moschee, non hanno niente da obiettare o non vengono interpellati volutamente? Marco da Milano. Ma sai, tanti anche fanno finta di niente per quieto vivere, per cui l'Italia è un paese, sai, c'era un amico di mio padre che diceva che ci chiamiamo italiani perché italiamo, cioè li stiamo a guardare, in siciliano taliare e guardare, no? Noi siamo così, italiamo, noi li guardiamo, noi stiamo a guardare, poi quello che succede vediamo da che lato buttarci. L'italiano è così. Oh, vi dicevo dei carri armati, scrive il Fatto Quotidiano. Sono i mezzi corazzati e l'artiglieria i due settori in cui i governi, l'italiano e il tedesco, stanno concentrando gli investimenti. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, gli analisti militari hanno spiegato che la Bundeswehr avrebbe avuto munizioni per appena una settimana in caso di guerra. L'Unione Europea ha lanciato diversi programmi per finanziare la produzione di proiettili. Solo per l'Ucraina ne servono 2 milioni entro la fine dell'anno, per un costo stimato di 5 miliardi di euro. I fondi sono stati raccolti solo in parte, ma le commesse sono già partite. Tra i principali fornitori c'è anche Rheinmetall ed è proprio sul colosso tedesco che l'Italia ha deciso di puntare per il più importante piano d'acquisti per la difesa. Le forze armate italiane vogliono innovare e ampliare la flotta di mezzi corazzati dell'esercito. Il Ministero della Difesa prevede una spesa di 23 miliardi di euro in 10-15 anni, fondi che sono solo in parte già disponibili.
Gran parte dell'investimento andrà alla joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. I contatti tra le due aziende sono iniziati oltre un anno fa e si sono concretizzati lo scorso autunno. I numeri dell'operazione sono rilevanti, un'iniziativa di valore di circa 25 miliardi di euro che ha sede in Italia ma che possiamo considerare un primo nucleo dell'industria della difesa europea, ha dichiarato la scorsa settimana la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa col cancelliere tedesco Friedrich Merz. Mesi fa Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, ha detto chiaramente che il partenariato con Rheinmetall nasce anche con l'ambizione di esportare. Ha stimato un potenziale più che doppio rispetto alla commessa italiana, 50 miliardi. L'Italia è il primo cliente della joint venture, ma altri arriveranno nei prossimi anni. L'obiettivo è produrre 1050 veicoli da combattimento Lynx in 16 versioni diverse, destinati a sostituire i Dardo attualmente in uso, prodotti da Iveco in collaborazione con una controllata di Leonardo. Leonardo e Rheinmetall hanno formalizzato la prima tranche del contratto del valore di circa 500 milioni di euro per avviare i lavori in tempi brevi. Il primo prototipo prodotto in Ungheria è già stato testato dal nostro Stato Maggiore vicino Nettuno nelle scorse settimane, scusate, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Io do il buongiorno e il benvenuto al senatore Paolo Tosato. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Senatore, allora, questo benedetto DL Albania, è la volta buona che l'Albania cominci a funzionare? Ma ce lo auguriamo tutti perché sono stati fatti grandi investimenti ed è il momento che funzioni a pieno regime. Il dato positivo è che è stata fatta una scelta, a mio avviso, corretta, molto importante da parte del governo di trasformare una parte del centro in CPR, che è quella struttura di permanenza e rimpatrio di cui abbiamo assoluto bisogno nel nostro paese. Non sono in numero adeguato in Italia e sono di fatto quei centri che non raccolgono semplicemente richiedenti asilo, magari entrati in modo irregolare nel nostro paese, ma raccolgono coloro che sono clandestini, irregolari da tempo e che continuano a delinquere nelle nostre città. Io credo che questa sia l'emergenza vera, la priorità non solo per il nostro governo, ma per tutti i cittadini, perché noi dobbiamo distinguere l'irregolarità di chi viene in cerca di fortuna e deve essere sicuramente un fenomeno combattuto, perché non ci possiamo permettere di avere una situazione senza controllo con decine di migliaia o centinaia di migliaia di migranti che arrivano senza possibilità di trovare lavoro, alloggio, ma la vera emergenza è quella della feccia, diciamo, di coloro che vengono da noi pensando di trovare un paese senza regole, che non li punisce e ogni qualvolta commettono reati. Ecco, questa tipologia di clandestini deve essere la priorità nell'allontanamento, nel rimpatrio, perché ormai le nostre città, le grandi città in particolare, stanno diventando assolutamente insicure per i cittadini, per le forze dell'ordine, anche per il personale sociosanitario che ormai è oggetto, non dico quotidianamente, ma quasi di aggressione da parte di questi migranti senza nessuno scrupolo. Senatore, in tutto questo però, mentre si cerca di garantire la sicurezza dei cittadini, c'è un referendum che addirittura prevede di ridurre la richiesta di cittadinanza a 5 anni. Di fatto mi pare dire, vabbè, venite tutti quanti qua, buoni e cattivi, o mi sbaglio? Ma è assolutamente così, purtroppo. Cioè, questa è la priorità da parte della sinistra sul tema immigrazione. Per noi la priorità è garantire flussi ordinati, magari qualificati, è garantire una integrazione reale a partire dalle nostre scuole, per creare quel rapporto tra i ragazzi che poi diventeranno il futuro della nostra società.
è allontanare coloro che delinquono. Per la sinistra sembra che la priorità, il messaggio sia c'è posto per tutti, non faccio distinzione tra buoni e cattivi, do la cittadinanza facile, ma questo è un modello senza regole che noi non possiamo assolutamente accettare. Esiste una legge sulla cittadinanza in Italia, io la ritengo equilibrata, non nega a nessun migrante nel tempo di diventare cittadino italiano, ma a fronte di un percorso adeguato e di un radicamento sul nostro territorio che deve durare negli anni. Ecco, appunto, a maggior ragione. Senta, ieri sera c'era Elly Schlein da Vespa che diceva ma noi non dobbiamo distinguere nelle scuole tra stranieri e cittadini italiani, ma semplicemente riconoscere che sono tutti bambini e bambine. Ogni volta la dobbiamo buttare sul familismo e la dobbiamo buttare sul ci sono i bambini e quindi i bambini ci guardano, ma perché si cerca di svilire così la cittadinanza italiana? Ma probabilmente la sinistra pensa con questo tipo di atteggiamento di diventare un domani il punto di riferimento politico dei nuovi italiani, cioè degli italiani che ottengono la cittadinanza nel nostro paese provenendo da altri paesi. Io credo che nelle scuole non c'è nessuna distinzione, non so di cosa sta parlando il segretario del Partito Democratico, tutti i bambini hanno lo stesso diritto allo studio, hanno le stesse possibilità, c'è un'assoluta facoltà di crescere, di diventare parte integrante della nostra città per tutti i bambini, e quindi il tema reale è quello politico, ecco, il tentativo di accaparrarsi quote di elettorato utilizzando questi argomenti. Ma noi dobbiamo garantire equilibrio e sicurezza e non possiamo avere questo tipo di atteggiamento di apertura indiscriminata che porterebbe solo il caos. L'integrazione è un fenomeno che va gestito, deve essere graduale ed è questo l'obiettivo della Lega. Senatore, per concludere, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma noi siamo impegnati in Commissione Affari Costituzionali con la riforma della giustizia. Ieri siamo andati avanti a votare gli emendamenti presentati dalle opposizioni fino oltre mezzanotte. C'è la legittima volontà di fare ostruzionismo. Io credo che in questa legislatura anche questo obiettivo dobbiamo raggiungerlo, non per punire la magistratura, ma per creare una distinzione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante che farà bene al sistema. Non è una punizione, non è voler interferire, la politica non interferirà con l'azione giudiziaria, ma vogliamo creare un sistema più giusto, più garantista, e che non faccia sì che questa commistione possa anche involontariamente creare degli atteggiamenti non appropriati. Abbiamo visto anche delle storture eccessive negli ultimi anni, il caso Palamara ne è l'esempio più eclatante, quindi speriamo in questa legislatura, così come purtroppo non è potuto accadere in passato, di arrivare fino in fondo. E poi c'è il grande tema dell'autonomia che noi non molliamo. È stato varato un nuovo provvedimento sui LEP da parte dell'instancabile ministro Calderoli. Noi siamo al suo fianco per arrivare a fine legislatura a dei risultati concreti. Siamo ancora in una fase di lavorazione di questo lungo percorso ostacolato un po' da tutti, ma non molliamo. Molto bene, allora senatore, buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Volentieri, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. Qui Parlamento. Allora, chiudiamo la rassegna stampa con Garlasco, dopodiché avremo il piacere di avere come ogni mercoledì ospite il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli, per l'Italia da fare. Allora, chiudiamo con Garlasco e chiudiamo con
questa storia dell'impronta. Su Libero si parla di questa impronta che sostanzialmente è un'impronta, ecco qua. Di che cosa si tratta? Nella relazione finale in realtà questo elemento dell'impronta c'è sempre stato anche nelle indagini passate ed era catalogato come contatto papillare numero 33, un'impronta sporca di sangue lasciata sul muro prima che Chiara venisse abbandonata a scivolare sulle scale che portano al seminterrato della villetta di Garlasco. Nella relazione finale dei documenti biologici veniva definita traccia di interesse dattiloscopico classificata 33. La parte della traccia completamente priva di creste potenzialmente utili per gli accertamenti dattiloscopici è stata asportata dal muro grattando l'intonaco con bisturi sterile. La traccia è stata testata col Combur test che ha fornito esito dubbio e con l'Opti test, cioè quello per il sangue, che ha fornito esito negativo. E questo è quello che vi abbiamo letto infatti pure ieri dall'ADN Cronos. Quindi, secondo quei periti, priva di sangue. Per questo motivo, ai tempi, la relazione scientifica non aveva attribuito quell'impronta ad alcun nome. Oltre a quella sulla parete destra delle scale erano state trovate anche un'impronta del pollice destro di Marco Poggi, fratello della vittima, 4 impronte del capitano Gennaro Cassese dei Carabinieri di Vigevano intervenuto in villetta e altre 19 mai attribuite. E anzi, quell'impronta, la numero 33, era stata ritenuta dagli investigatori di allora di nessuna utilità. Ora invece, dopo che già i carabinieri del nucleo investigativo di Milano in un'annotazione del luglio del 20 avevano scritto il logico fattuale che l'impronta sulla parete della scala appartenga all'assassino, spiegando che non era stata analizzata, che era stata analizzata, ma non erano stati ascoltati, i magistrati diretti da Fabio Napoleone hanno disposto una consulenza per confrontare quel reperto con le impronte del nuovo indagato, al quale sono state prese le tracce digitali 2 volte. Quando è stato convocato in caserma a Milano per il prelievo coatto del DNA, in quel caso con lo scanner, e poi il 17 aprile successivo col metodo tradizionale dell'inchiostro. Andrea Sempio non si è presentato in procura a Pavia, ma nel frattempo in una caserma dei carabinieri del Veneziano, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha risposto alle domande dell'APM Giuliana Rizza. Con la collaborazione degli inquirenti, Marco Poggi ha potuto essere sentito lontano dai giornalisti e ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte, ha spiegato l'avvocato Francesco Compagna, suo legale, al termine dell'interrogatorio. Ad Andrea Sempio lo lega un'amicizia di lunga data e la convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia. A questo punto c'è un'intervista molto interessante di Claudio Osmetti, sempre su Libero, all'avvocato Raffaele Della Valle, che è uno dei principi del foro Meneghini, un penalista di tutto rispetto, oltre che un distinto signore. Ha 86 anni, indossa la toga da 62, è un signore vecchia scuola che ti lascia finire di parlare prima di rispondere, snocciola brocardi e citazioni come un libro stampato e non ha la tracotanza di ricordare ogni 5 minuti che è stato lui a difendere Enzo Tortora nel processo più seguito della storia italiana e anche nell'errore giudiziario più clamoroso dell'ultimo mezzo secolo. Eppure, dice, è da oltre 30 anni che si è in presenza di un suo passo del gambero della giustizia, irreversibile, che porta a un cambiamento antropologico. Avvocato Della Valle, l'abbiamo presa alla larga, però va bene così. A quale cambiamento allude? A quello della magistratura stessa. Mi perdoni, è una premessa ma è necessaria. Piero Calamandrei definiva i magistrati come asceti condannati alla solitudine, all'isolamento, capaci di rimanere con discrezione al proprio posto. Sinceramente queste parole il sottoscritto le sente stonate stridenti in merito alla realtà che ha sotto gli occhi. In che senso? Non è condivisibile, è mancato il rispetto delle regole circa il diritto alla riservatezza e soprattutto alla presunzione di innocenza. Prende il caso di Garlasco, di cui non intendo entrare nel merito. Ora siamo nella fase delle indagini preliminari, quindi ci sono norme da rispettare severissime. Ben vengano gli atti istruttori che il pubblico ministero ritiene di fare,
ma non vanno reclamizzati ed evidentemente non vanno enfatizzati. Vanno semmai coperti da un rigoroso segreto d'indagine. Pare invece che si stia tornando all'epoca precedente alla riforma di Vassalli, ecco perché dico che è il passo del gambero. Ormai si trasforma quello che è un'indagine in una sorta di partita di pallone. Ha presente tutto il calcio minuto per minuto? Qui abbiamo tutta l'inchiesta minuto per minuto. Cioè ogni cosa è sotto i riflettori? Esatto. E il rischio è di avere una specie di baraccone popolare dove si esibiscono avvocati, giornalisti, criminologi, consulenti, periti, molti dei quali, tra l'altro, sono così esperti da non aver mai visto un'aula giudiziaria, però partecipano lo stesso al circo mediatico. Cosa si può fare? Anzitutto c'è da chiedersi chi stia evidentemente violando il segreto investigativo. Dopodiché io penso sia utile istituire una legge che individui per ogni atto coperto dal segreto investigativo un referente, un responsabile che ne risponda ogni qualvolta una notizia, capita quasi prima ancora di compiere l'atto, finisce sui giornali, un po' come per i farmacisti. Prego, che c'entrano i farmacisti? Il farmacista, quando tiene i veleni, li mette in un armadio e ne è responsabile. Per i pubblici ministeri deve essere lo stesso. Una notizia può essere davvero un veleno per chi ne è il destinatario in una tristissima vicenda. Ragioni in astratto. Quando un carabiniere fa una perquisizione, il magistrato gli consegna l'atto e gli dice: ora sei responsabile, non deve trapelare alla stampa. Questo è un primo punto, poi ce ne sono altri. Quali? Finora il mondo giudiziario è stato caratterizzato da un certo ateismo scientifico e... Mi scusi, cosa significa ateismo scientifico? Ci si è basati sulle testimonianze, magari sul sentito dire. Si sono fatte ricerche a seconda di come tirava il vento. Adesso invece ci scopriamo tutti scienteisti. La scienza è infallibile, allora quello che è successo decenni fa viene rivisto alla sua nuova luce. Può essere giusto, non mi fraintenda, ma così il processo non si ferma mai. Se il genetista del 2007 viene soppiantato da quello del 2025, chi mi dice che nel 35 non ne arrivi un terzo collega? A questo punto non si finisce più ed è un problema che ci si deve porre. D'accordo, però l'istituto della revisione è previsto dal codice penale, garanzia del processo. Certo, me lo faccia dire chiaro. È sacrosanto il diritto alla difesa di Stasi, in questo caso, a presentare una legittima istanza di revisione ed è ancora più sacrosanto il dovere della procura di effettuare i doverosi accertamenti. Le aggiungo di più, magari lo facesse sempre perché purtroppo molto spesso non è così zelante. Posto ciò però attenzione, adelante Pedro, ma con juicio. La revisione è un fatto eccezionale, non è sufficiente la disposizione di una perizia per avviarla. Ci sono periti che dicono che Cristo è morto d'infarto. 18 anni dopo i fatti è difficile ricostruirli anche per chi li ha vissuti, non crede? L'audizione di un test a così lunga distanza è qualcosa di labile. Sì, guardi, sto stigmatizzando un sistema perché oggi ci sono due poveracci che ormai sono sulla bocca di tutti, ma domani ce ne saranno altri, magari saremo io e lei. Faccio le corna, anche se ha perfettamente ragione, ma lei Garlasco come la vede? Non sono così presuntuoso da detenere il verbo e la verità, men che meno per un caso che non ho trattato personalmente, però di processi in corte d'assise ne ho masticati tantissimi. Questa è una serie di rischi e una serie di dubbi. Adesso cominciano a essere tanti quelli che potrebbero essere travolti. L'importante è che facciano le indagini con zelo. Habent sua sidera lites, dicevano gli antichi e saggi latini, però dovremmo darci una regolata. Ecco, questo sì. Pausa e poi Alessandro Morelli, l'Italia da fare. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705.
Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestra aperta o chiusa senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono, che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Sempre più liberi. Con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Rieccoci qua alle 9, 6 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, bella gente. Allora, io volevo, mentre cerchiamo di capire, diciamo così, o meglio, lo stiamo cercando perché stiamo nuotando nella rete telefonica alla ricerca del sottosegretario Morelli. Mentre noi andiamo così, vediamo che cosa, oddio santo, è arrivato con le vostre zappe. Poi vi volevo dire una cosa su Garlasco. Il problema, Antonino, è molto semplice: una base costituzionale e legislativa più seria e efficace come grosso modo nel resto del mondo. Tutto il resto viene da sé, Mauro. Ci vuole tempo però per farlo. Grazie senatore Tosato, ma che i musulmani non vogliono integrarsi sarebbe il meno peggio, loro vogliono comandarci. Ancora, signor Danna, sui social stanno massacrando il governo per la nuova proposta di legge di Lollobrigida a favore dei cacciatori. Si tornerebbe indietro di 100 anni sulla tutela della natura. Se passa la legge si perderebbero moltissimi voti, compreso il mio, Antonio. Ancora, Gualtiero Sartori, buongiorno dottor Danna, vado contro il pensare comune. Penso che l'unico che può salvare l'Occidente dall'Islam è Putin. Siamo freschi. Parlo della Germania, vedi la storia di Hitler con Porsche e poi Volkswagen. Maurizio, questa non l'ho capita. Danna, i padani il tricolore indispone come alla Zeller. I padani una volta, amico mio, la Lega è un partito nazionale al governo e non mi pare di aver visto Matteo Salvini indisposto davanti al tricolore, quindi aggiornati. E adesso, signore e signori, l'Italia da fare. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Buongiorno al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e coordinamento
della politica economica, Alessandro Morelli. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a te Antonino e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E allora, stamattina sta tenendo, veramente non è solo stamattina, diciamo che da un paio di giorni qui sta tenendo banco sui giornali la questione del cosiddetto terzo mandato. Stamattina Repubblica scrive che ieri alla cena, insomma, tra i governatori delle regioni, dopo il forum che si è tenuto in quel di Venezia, ci si è messi più o meno d'accordo tutti, governatori di centrodestra e governatori anche di centrosinistra, per sollecitare il governo a rivedere la posizione in merito al terzo mandato. Vincenzo De Luca, figuriamoci, benedice la cosa, si è detto d'accordo Luca Zaia, Attilio Fontana pure, Federica dovrebbe vedere oggi la Meloni, e in tutto questo c'è anche un'interessante intervista a Maurizio Fugatti che dice: non è che ci potete toccare l'autonomia, che senso ha andare a invadere il campo delle regioni e delle province a statuto speciale se poi non abbiamo nemmeno la libertà di approvare le leggi che servono, e annuncia battaglia. Matteo Salvini in Consiglio dei Ministri si è detto contrario a questa impugnazione del governo sulla legge del Trentino. E ora che cosa succede, sottosegretario? Il dibattito chiaramente che parte dal basso in questo caso, dopo la decisione presa con diciamo l'astensione o comunque la segnalazione da parte della Lega in Consiglio dei Ministri della propria contrarietà, oggi stiamo a vedere quali possono essere gli sviluppi. È evidente che stiamo parlando di situazioni differenti. Da un lato ci sono le regioni a statuto ordinario, sulle quali chiaramente la normativa è la normativa nazionale, dall'altra parte stiamo parlando di province autonome e regioni a statuto autonomo che chiaramente hanno un altro focus. Dunque su questo le regioni a statuto autonomo o comunque gli enti a statuto autonomo hanno delle prerogative proprie, sulle quali evidentemente io ritengo che giustamente i presidenti e le autorità locali potranno intraprendere tutti i percorsi necessari per tutelare la propria autonomia. Peraltro noi siamo il partito autonomista per eccellenza, dunque figuriamoci se siamo contrari alle scelte che prenderanno i governatori. Ecco, questo mi sembra essenziale, soprattutto confidiamo nella saggezza, nel dialogo e soprattutto nel rispetto, se mi posso permettere, di quella che è in fondo la volontà popolare. Mi riallaccio appunto all'idea di questo tema che viene dal basso. Tuttavia, nell'ambito di questo discorso arriva Antonio Tajani e dice: no, 10 anni sono pure troppi. E come la mettiamo con lui? A parte vedremo quando tra 10 anni, tra 7 anni e mezzo, quando toccherà a lui ragionare, perché già do per scontato la vittoria, la prossima vittoria alle politiche fra 2 anni e mezzo, quando toccherà a lui. Ma a prescindere dalle persone, dai volti, dai protagonisti, qui c'è proprio un approccio che dimostra ancora una volta, e io sono orgoglioso che sia così, che nell'ambito del centrodestra ci sono delle sensibilità diverse, non opposte, ma delle sensibilità diverse rispetto all'impostazione che anche dal punto di vista normativo, amministrativo, vogliamo imporre alle regioni in questo caso. Dunque, se sulle regioni a statuto ordinario è legittimo che il Parlamento abbia l'ultima parola, insomma questo è il compito del Parlamento, visto che le leggi e la Costituzione parlano di questo. Dall'altra parte, sulle regioni a statuto autonomo è chiaro ed evidente che stiamo parlando di un'altra cosa. Dunque la Lega, Tajani, la Meloni, noi possiamo dire quello che crediamo, ma siccome ci sono delle regole e le regole vengono rispettate, io ritengo che nel caso in cui la maggioranza della maggioranza, quindi la quota di Forza Italia e Fratelli d'Italia, intendesse andare avanti contro o comunque
limitando l'autonomia delle aree a statuto autonomo, queste debbano tutelare le proprie prerogative, non possano farlo, e dunque noi saremo al fianco di coloro i quali porteranno avanti questa battaglia politica e amministrativa, oltre che giuridica, per appunto vedere tutelate le prerogative dell'autonomia. Senta, intanto grazie per la chiarezza. Io però passo ora a un altro tema che è emerso sempre dalla lettura dei giornali di questa mattina. Il tema è, ça va sans dire, l'immigrazione e accanto a questo l'integrazione. Immigrazione, il centrodestra dà un giro di vite a quella che chiamano passaportopoli, vengono messe delle norme molto più restrittive per il riscatto della cittadinanza, quindi non potrà venire un tizio che si chiama, che ne so, Rossi o Bianchi, ma non sa dire una parola di italiano perché è nato, cresciuto e pasciuto in Brasile e suo trisavolo è emigrato dall'Italia nel 1862. Ecco, mentre l'Italia cerca di dare un assetto più serio, se mi posso permettere, in tema di concessione della cittadinanza, noi abbiamo un referendum in arrivo nel quale si vuole ridurre questa attesa per la cittadinanza a soli 5 anni. Ma la cosa ancora più, diciamo così, incredibile, se parliamo di integrazione, mi riferisco alla campagna che sta facendo Il Tempo sull'islamizzazione del nostro paese, dove viene fuori un quadro francamente preoccupante. Stamattina abbiamo la notizia degli studenti di scuola media a cui l'imam ha fatto lezione, 36 minuti di video a proposito dei principi dell'Islam, ma ieri si parlava per esempio del PD favorevole alla costruzione di una moschea a Genova, e poi ancora in furia il caso Paderno Dugnano con l'ex sala dei testimoni di Geova comprata da qualche prestanome, pare di capire, e con dei fondi che non si capisce nemmeno da dove arrivino, e sostanzialmente poi questa crea un luogo per 1000 turni, 1000 persone per turno di preghiera. Insomma, qui c'è molto da fare, mi pare, c'è molta Italia da fare, e però c'è anche chi dice vabbè, apriamo tutto, accogliamo, integriamo, ma mi pare che qui sia più che altro una resa all'Islam politico. Ma chiaramente il Partito Democratico è un fiancheggiatore politico di questa decisione. Sottolineo come l'aumento del numero di immigrati che acquistano la cittadinanza, ricordiamolo, oltre 200.000 in questi anni ogni anno, chiaramente crea delle enclave anche dal punto di vista elettorale e politico. A Genova la sinistra si sta attaccando anche alla comunità islamica, proponendo appunto l'apertura all'ipotesi di una costruzione di una moschea. Perché fanno questo? Perché da un lato sono esattamente l'apertura a questo modello di presunta integrazione è perfettamente coerente con il disfacimento dei valori culturali profondi che sono le radici del nostro DNA sociale, culturale, giuridico, da tutti i punti di vista, aprendo a una cultura religiosa che è totalmente contraria alla impostazione giudaico-cristiana che appunto guida la nostra vita. Uno può anche dirsi ateo, ma festeggia il giorno di mancanza dal lavoro la domenica non a caso. Ci sono, e questo è chiaramente solo un piccolissimo esempio per far capire quanto anche involontariamente noi pratichiamo e nella nostra cultura, nelle nostre abitudini siano radicate delle pillole legate proprio alla cultura giudaico-cristiana. Dall'altra parte, evidentemente, c'è un tentativo di incistarsi nei nostri territori con delle situazioni che possano diventare dei veri e propri crocevia di promozione e propaganda della cultura islamica. Allora, devo sottolineare come da un lato quindi il PD stia coccolando certe frange della popolazione organizzate,
che chiaramente possono essere l'ago della bilancia, cioè se un gruppo di islamici pur ghettizzati, pur lontani dalle nostre culture, decidono di votare D'Anna o Morelli, rischiano, grazie a quel voto, al peso di quei voti, di far eleggere o D'Anna o Morelli, ed è chiaramente differente nella promozione della campagna elettorale se i due candidati dicono che realizzeranno che saranno disponibili a realizzare la moschea. Dall'altra parte, dicevo, incistarsi sul nostro territorio non è solo un problema dal punto di vista della sicurezza. La bravissima collega Giulia Sorrentino oggi sul Tempo sta dedicando peraltro in questi giorni un'inchiesta proprio su Paderno Dugnano, la ricordavi, sulla quale da sola sta Diciamo anche che è cercando... un'inchiesta coraggiosa, sottosegretario, se mi posso permettere. Io ho sentito Giulia proprio ieri e chiaramente mi sono messo a disposizione per darle tutto il supporto necessario per approfondire questa inchiesta, che è un'inchiesta giornalistica, e Sì. già questo dovrebbe farci pensare, e cioè che il fatto che ci siano indubbiamente, e lo sappiamo, delle attenzioni da parte delle forze dell'ordine rispetto a queste casistiche è un dato oggettivo, ma poi la preoccupazione la nostra preoccupazione è che anche una volta riscontrate delle questioni che possono essere sicuramente interessanti anche per via giudiziaria, poi ci siano dei giudici che applicano in maniera neutra le norme e non in maniera ideologica le norme, perché tutto questo chiaramente è esattamente coerente al modello mondialista della sinistra, che oramai volontariamente o involontariamente mette in pratica attraverso i suoi esponenti, che siano coscienti o incoscienti di quello che stanno facendo, un approccio appunto mondialista sul fronte dell'immigrazione. Quindi ricordi tu giustamente i casi nelle scuole dove maestri, insegnanti, magari pure senza la richiesta da parte di famiglie musulmane, si aprono a diciamo iniziative che sono veramente pericolose, non ho altre definizioni, pericolose, perché oggi sappiamo che ideologicamente molta parte della sinistra è contraria o comunque avversa la possibilità che le scuole si avvicinino alla promozione dei dettami della scuola cattolica, e invece propongono ai nostri figli, ai nostri ragazzi, quello che è un approccio a una, definiamo la religione, che è esattamente incoerente, totalmente incoerente con i dettami delle nostre leggi, della nostra Costituzione. Quindi capisci che questo è un cortocircuito gravissimo. Le moschee, torno al punto, non sono un pericolo, non sono solo un pericolo che oggi è paventato dai cittadini di Paderno Dugnano per il tema della sicurezza e di quant'altro, argomento sicuramente valido, ma che rischia di sminuire la pericolosità della creazione di luoghi di questo genere, perché le moschee sono dei punti che irradiano questa promozione di una religione che è completamente contraria alle basi della nostra cultura, delle nostre radici, delle nostre tradizioni e dei valori democratici e costituzionali che oggi sono rappresentati in Italia grazie alle battaglie dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Dunque il problema, ribadisco, è da un lato politico, cioè il la sinistra mondialista che promuove il disfacimento della nostra tradizione e cultura, ma non per favorire quella islamica, ma semplicemente perché vuole distruggere, la volontà è quella di distruggere l'idem sentire di un popolo, in questo caso del nostro, favorendo l'aggressività di un'altra cultura. Dall'altra parte la realizzazione di luoghi di culto di questo genere, che sono dei luoghi di promozione di una cultura religiosa che è completamente avversa alla nostra società. Sottosegretario, io mi avvio alla conclusione parlando di Garlasco. Ovviamente non le chiedo un parere su questa vicenda, ma le chiedo un parere su un'altra cosa che viene sollevata
dall'avvocato Della Valle, che fu avvocato di Enzo Tortora, sul Libero. Cioè lui dice questo: siamo davanti a un processo che rischia di diventare un baraccone, dal momento che vengono fuori delle carte riservate specialmente in questa fase di indagini. Queste carte vengono fuori e quindi uno dice: ma scusate, ma allora il segreto istruttorio come funziona qui? Dove è andato a finire soprattutto il segreto istruttorio? E allora lui dice: perché non facciamo come con i farmacisti? I farmacisti, quando hanno dei veleni, sono responsabili per la loro custodia. Siccome diffondere determinate carte può essere veleno per le persone che sono coinvolte nell'indagine, benissimo, ci vorrebbe quindi una modifica per indicare qualcuno che è responsabile del segreto istruttorio su determinate carte. Così, quando poi alle 8 della sera il TG1 se ne esce con una carta di 18 anni fa che dice: ah, ma c'è l'impronta di Sempio sul muro, e tutta l'Italia poi pensa: ah, allora Sempio ha ammazzato Chiara Poggi, perché poi la gente fa 2+2 immediatamente, altro che presunzione di innocenza e tutto il resto. Ecco, a maggior ragione a quel punto sappiamo chi è che aveva la responsabilità di non far uscire quelle carte. Detto da uno che ha difeso Enzo Tortora, quindi non da me, credo sia una cosa gravissima, oltre che un suggerimento saggio. Lei come la vede? È un suggerimento saggio, complicato da applicare perché non impossibile, attenzione, ma perché sono talmente in tanti ad avere la potestà di vedere le carte giudiziarie, che poi è complicato individuare chi sia il vero responsabile della fuoriuscita di queste carte, ma l'individuazione di un responsabile comunque rende appunto responsabile la figura rispetto a tutta la filiera. Detto questo, sul fronte di Garlasco mi permetto solo di dire una cosa, anche qua non guardando al singolo caso che potenzialmente è un caso gravissimo, cioè c'è un condannato in via definitiva che sta scontando la sua pena, che secondo le tesi della procura non sarebbe quantomeno il solo ad aver compiuto l'omicidio. Quindi già su questo si pone un punto di domanda rispetto alla condanna del personaggio di Stasi, e cioè noi dobbiamo ricordarci che il condannato deve essere condannato ogni ragionevole dubbio, e dunque se dopo 18 anni ci sono dubbi, evidentemente c'è qualcosa in tutto quanto scricchiola. Ma tornando uscendo dal singolo caso, che ribadisco già per questo è gravissimo, dobbiamo sottolineare come sia cambiato il leader della Procura di Pavia, dunque ci siano dei nuovi magistrati che hanno la possibilità di vedere quelle carte e che sono evidentemente fortemente incuriositi da come è stata gestita la giustizia su Garlasco negli anni precedenti. Dobbiamo ricordarci che ci sono alcuni appartenenti delle forze dell'ordine che oggi sono, se non arrestati indagati, che c'è un procedimento aperto per gli ex procuratori. Dunque, attenzione, torniamo sempre alla responsabilità, perché se oggi c'è una magistratura che pone l'attenzione su chi aveva compiuto ed eseguito le indagini e le ricerche 18 anni fa, noi dobbiamo pensare al fatto che mancando una responsabilità, che possa essere questa civile o penale, nell'esecuzione del lavoro, perché di questo stiamo parlando, della magistratura, purtroppo dobbiamo aspettare 18 anni perché qualcuno si ponga delle domande se ci sono delle evidenze così palesi, perché a questo punto, se stanno andando così tanto avanti rispetto all'argomento, è evidente che ritengono che ci siano degli elementi palesi per poter revisionare il processo, che ci devono far preoccupare. Ora, Stasi è una persona che è finita in galera, mediaticamente di certo non ha più avuto
a parte il dramma avvenuto, non ha più avuto l'onore delle cronache, ma voi pensate che questo può capitare a chiunque. Dunque la preoccupazione che noi da amministratori, da legislatori dobbiamo avere, e tutti quanti noi da cittadini dobbiamo avere, è non quella della preoccupazione di non finire nelle maglie della giustizia, perché si è preoccupati che non ci possa essere giustizia stessa, ma che la giustizia sia compiuta in un modo tale appunto, uno, da condannare nel caso in cui non ci sia ogni ragionevole dubbio di pensare che la persona sia innocente, e dall'altra parte di pensare che ci sia una giustizia che riesce a compiere tutti gli atti necessari per diciamo provare che nessuno ha interessi differenti nell'ambito nell'aspetto di chi giudica, che non siano trovare la verità, perché questa veramente rischia di essere un vaso di Pandora incredibile, perché poi logicamente la preoccupazione è che ci possano essere dubbi su tanti altri casi che sono andati all'onore delle cronache, ed è inutile che io stia qua a ricordare Bossetti, Olindo e Rose e quant'altro, ma dall'altra parte di casi che sono sicuramente meno noti dal punto di vista delle cronache e della cronaca nera, ma che purtroppo vedono protagonisti delle persone che mi auguro non siano vittime di una mala giustizia. Sono pienamente d'accordo, sottosegretario. Io la ringrazio e ci ritroviamo il 20. Come? L'ho convinta. Sì, decisamente. Ci ritroviamo il 28 di maggio allora, grazie. Buon lavoro e buon ascolto a tutti. Grazie ancora. Allora, bella gente, noi chiudiamo qui. Adesso liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi il resto della